governo annuncia la proroga delle restrizioni fino al 13 di aprile. La stessa regione è pronta a sua volta ad adottare una nuova ordinanza più restrittiva. Nessun contrasto tra i due provvedimenti, dice Zaia. Resta la partita dei tamponi, 10.000 sono quelli fermi in frigo per la mancanza di reagenti. La situazione però si sta sbloccando con una soluzione fatta in casa. Sito dell'INPS in tilt nel giorno in cui gli autonomi potevano iniziare a chiedere il bonus da 600 euro a causare il caos. Due fattori, un attacco hacker e troppi accessi in poche ore. Buoni spesa del governo, da oggi la possibilità per esercizi commerciali e potenziali destinatari. Il sindaco di Treviso spiega come si fa. Il comandante della polizia locale ha attivato da qualche giorno un nucleo dedicato al controllo dei prezzi nei supermercati dopo le segnalazioni pervenute dai cittadini. Intanto i vigili continuano i controlli sulle restrizioni denunciate 8 persone che ieri stavano facendo jogging nel parco dello Storga. Il comandante: state a casa. A Silea gli auguri per i cittadini in isolamento arrivano direttamente dal sindaco, un'iniziativa per sentirsi meno soli e creare comunità. Ogni giorno alle 11 un nuovo appuntamento su Antenna 3 poco prima delle lezioni straordinarie, un momento dedicato ai più piccoli con letture di favole e disegni. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Partiamo come sempre con i numeri, bollettino emesso dall'azienda Zero, la nuova versione, quella che è stata diffusa intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Allora ci sono 123 nuovi contagi positivi al Covid-19 che sono stati segnalati appunto nelle ultime ore. Il numero dei positivi sale a 8.626 dall'inizio dell'emergenza. I positivi al Covid-19 in Veneto sono stati 9.748. C'è il numero dei decessi, vi abbiamo detto nelle precedenti edizioni, ci sono 6 nuovi decessi nella giornata di oggi. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere del Trevigiano, un decesso è stato registrato all'ospedale di Vittorio Veneto e uno all'ospedale di Montebelluna. Questo è il bilancio per quanto riguarda Treviso e provincia. E mentre il governo annuncia la proroga delle restrizioni fino al 13 di aprile, anche la regione è pronta a sua volta ad adottare nuove restrizioni. Non ci saranno problemi tra i due provvedimenti e poi ovviamente si continua a parlare di tamponi. A me sembra chiaro che in Veneto funziona sempre nella solita direzione dell'ordinanza. Si esce di casa per prendere una boccata d'aria, fare 2 passi nel raggio, nella distanza dei 200 metri da casa. Penso che il Viminale abbia chiarito la sua posizione relativa all'accompagnamento del minore nel momento in cui ci siano degli impegni indifferibili, come andare a fare la spesa piuttosto che andare allo sportello bancario o in farmacia, che il minore che non si può lasciare da solo lo si porta e viene accompagnato, tutto lì. Nessun contrasto quindi tra le ordinanze regionali in vigore e le nuove misure adottate dal governo, con la proroga delle restrizioni fino al 13 aprile, e questo con l'apertura ai genitori che non possono lasciare i figli minori a casa. A sua volta però Zaia conferma l'intenzione di prorogare anche l'ordinanza della regione una volta pubblicati i testi dell'esecutivo, ordinanza che continuerà a essere più restrittiva di quella nazionale. Noi confermiamo che appena sarà uscito, pur avendo, come si dice, una base giuridica decisamente complessa, ma comunque abbiamo già preparato e scritto un'ordinanza restrittiva per confermare le misure in essere e anche per alcune novità. Per Zaia non va allentata la tensione, né si può parlare al momento di riapertura delle attività produttive e commerciali. Il rischio è quello di finire come Hong Kong. Hong Kong fa la quarantena, la fa severa, libera dalla quarantena i cittadini di Hong Kong e si ritrova a dover rifare la quarantena per la troppa velocità nel aprire e soprattutto io aggiungerei nell'aprire senza un criterio, perché comunque noi non possiamo pensare a ripartire da zero con un nuovo processo, cioè questo è quello che vogliamo evitare. Una volta che si apre punto e basta. Tenere duro è l'imperativo categorico, così come bisogna andare avanti con le sperimentazioni. Vale per i test sierologici sul fronte immunitario che su quello dei farmaci per la cura, come il discusso Avigan. È talmente innamorata sta storia dell'Avigan che in Giappone, ve lo dico, lo troverete in pagina domani o dopodomani sulla stampa nazionale,
hanno iniziato la somministrazione a tutti i giapponesi. Quindi Avigan lì lo stanno somministrando. Quindi dico, perché non sperimentarlo? Noi siamo i primi candidati a sperimentarlo, spero che ci arrivi quanto prima il prodotto dalla Fuji, che è l'azienda che è titolare di Avigan, e in maniera tale che si possa testare. Resta la partita dei tamponi. 10.000 sono quelli fermi in frigo per la mancanza di reagenti. La situazione però si sta sbloccando con una soluzione fatta in casa. Forse una buona notizia c'è, perché oggi parlando con il dottor Rigoli, che è il coordinatore, ci fa da coordinatore con le microbiologie, oggi ci ha detto che forse il brodo ha preso forma, nel senso che il reagente prende forma e quindi potremmo avere qualcosa di fatto in casa. E allora ascoltiamo proprio il dottor Rigoli che, parlando di microbiologia, può spiegarci che cosa saremo in grado di fare in autonomia qui in Veneto. Mancano i reagenti perché i produttori stanno chiudendo i rubinetti, mettendo così in grave crisi i laboratori di microbiologia. Senza quelli ovviamente non è possibile eseguire i tamponi. Una situazione, commenta Roberto Rigoli, direttore del laboratorio del Cafoncello, che dovrà far riflettere per il futuro. Intanto si stanno cercando soluzioni e le prime buone notizie sono arrivate. E cosa è successo? È successo che abbiamo cercato di organizzarci con alternative. Per esempio, mancavano i tamponi con il terreno di trasporto, e abbiamo contattato un'azienda veneta abbiamo dato i componenti e adesso sta preparando i preparati, i tubi con questo liquido, e adesso stiamo facendo le prove proprio per saltare quell'imbuto. Purtroppo manca sempre più anche l'approvvigionamento dei diversi reattivi. Quando si fa diagnostica di questo tipo bisogna avere i tamponi dedicati, dobbiamo avere il materiale per estrarre l'RNA e poi per amplificarlo e fare il test. Ecco, ognuna di queste fasi richiede dei reattivi specifici e in ognuno di questi campi ci stanno riducendo l'approvvigionamento. E in ognuno di questi campi stiamo cercando di organizzarci per diventare autonomi. La parola d'ordine è proprio questa: diventare autonomi ora e per il futuro e non essere più dipendenti da multinazionali che stanno bloccando tutto. Nei laboratori di microbiologia del Veneto gli operatori stanno lavorando 24 ore al giorno per arrivare a questo. Intanto continuano gli screening nei reparti degli ospedali e nelle case di riposo. Con il nuovo progetto della Regione Veneto partono due filoni. Allora, uno è quello della sierologia col prelievo di sangue, che va a ricercare le IgM e le IgG, e l'altra è con quei famosi test rapidi che comunque da sangue capillare dimostrano la presenza delle IgM e delle IgG. Ecco, queste strade sono molto importanti perché nei pazienti positivi con IgM e IgG poi faremo il tampone nasale in biologia molecolare per confermare questa positività. Questo consentirà di poter fare una quantità notevole di popolazione ed effettuare un numero importante di screening. Allora, con l'emergenza coronavirus il governo ha messo a disposizione 600 euro per gli autonomi. La cifra poteva essere richiesta collegandosi sul sito dell'INPS. Risultato, il sito è andato in tilt ed è stato anche hackerato. Vediamo che cosa è accaduto. Non era un cosiddetto click day, ma gli italiani, temendo, per dirla in parole semplici, che i soldi non bastassero per tutti, si sono comportati come se lo fosse e dalla notte hanno tentato in massa di accedere al sito INPS per chiedere il bonus da 600 euro previsto per gli autonomi. Questo ha fatto sì che c'è un boom di accessi assolutamente insostenibile per qualsiasi tipo di sistema informatico. Inoltre questa mattina, lo ha detto anche pubblicamente il presidente Tridico, noi lo sapevamo già dagli scorsi giorni, ci sono stati anche degli attacchi di hacker che si sono concentrati su di noi, sullo Spallanzani, su una serie di strutture pubbliche. Così in diretta su Antenna 3 il direttore regionale dell'INPS Antonio Pone. Sito nazionale in tilt con tanto di scambio di dati, quindi di informazioni sensibili, visibili da un utente all'altro. Portale accessibile per ore solo a consulenti del lavoro e patronati, poi dal pomeriggio di nuovo ai cittadini.
Le persone, però è importante che i cittadini sappiano che non c'è nessun click day, quindi le domande saranno lavorate anche se pervenute nei giorni successivi a oggi, che era il primo giorno per presentarle, quindi non c'è nessuna differenza tra una domanda presentata il 1° aprile, il 10 aprile o il 20 aprile. Peraltro, qualora anche si esaurissero i fondi disponibili, il governo ha già fatto sapere che le misure saranno rifinanziate. Ma la preoccupazione delle categorie, già manifestata nei giorni scorsi, rimane, come testimonia il segretario veneto della CNA, Matteo Ribon. Purtroppo l'avevamo detto. Nei giorni scorsi avevamo annunciato che il sito non avrebbe tenuto tutte le centinaia di migliaia di richieste che arrivavano per la domanda dei 600 euro. Avevamo chiesto al Ministro e anche all'INPS di ascoltarci rispetto alla possibilità di fare un invio massivo e lavorare in cooperazione applicativa. Queste due cose avrebbero potuto evitare il collasso di questa mattina. Più prudenti i sindacati che guardano oltre alla questione di servizio. L'INPS è chiamato e sta facendo un lavoro straordinario, perché chiaramente oltre a gestire tutta la produzione che faceva prima, adesso ci sono tutti questi nuovi sussidi, senza dimenticare che tra poco ne arriveranno di nuovi, quindi è un lavoro importante e bisogna avere anche qui la dovuta pazienza che la macchina vada a regime. Questa crisi è una grande opportunità perché ci può far uscire tutti con meno disuguaglianze. Cioè, se prima avevamo i lavoratori di serie A e di serie B rispetto alle protezioni sociali, adesso abbiamo fatto un passo in avanti verso protezioni sociali più uniformi. Per un sito in difficoltà, un altro che invece è stato potenziato. Proprio in queste ore abbiamo testato CGIL Trento Risponde, cioè quello che facciamo con voi lo abbiamo inserito dentro al sito. Abbiamo fatto uno sportello cosiddetto online virtuale. Lo spazio con la CGIL, le vostre domande in diretta quindi sul tema del lavoro e delle varie opportunità che il governo ha dato per questa emergenza. Lo spazio che avete visto è andato in onda questa mattina nel corso dell'edizione straordinaria, tornerà sabato alla stessa ora, un nuovo appuntamento per parlare con il sindacato e chiarire tutti i vostri dubbi. Un altro provvedimento del governo, i buoni spesa, questi sono per le famiglie, non per chi già sta percependo il reddito di cittadinanza. Da questo pomeriggio si poteva compilare dal sito del Comune di Treviso l'autocertificazione. Le attività commerciali che vogliono aderire devono farsi avanti, sono arrivati i buoni spesa finanziati dai fondi ministeriali e distribuiti a tutti i sindaci, anche della provincia di Treviso, che per gestirli avranno delle linee guida dettate dall'ANCI, ma tutto sommato saranno abbastanza liberi. Il criterio per tutti è che i buoni non sono destinati a chi già percepisce un reddito di cittadinanza oppure è seguito dai servizi sociali. I soldi infatti sono per i cittadini che a causa del coronavirus sono andati in difficoltà. Da oggi pomeriggio per i cittadini che ne hanno i requisiti e ne hanno necessità troveranno nel sito l'autodichiarazione sostitutiva da compilare e da inviare, seguendo le indicazioni che troveranno nel sito, al nostro ufficio preposto per questa emergenza coronavirus. Saranno dei buoni acquisto che vanno dai 70 ai 200 euro in base ai nuclei familiari, importi settimanali. La somma dei buoni dipenderà dai componenti del nucleo familiare, non serve presentare l'ISEE. Serviranno per comprare generi di prima necessità, dunque potranno essere spesi soltanto nei supermercati o negli esercizi che aderiranno. Per chi è in difficoltà a pagare ad esempio la retta dell'asilo, delle scuole dell'infanzia o le bollette, ancora non c'è nulla. In questo momento noi stiamo lavorando con i buoni pasto come ci ha indicato il Ministero e cercheremo di trovare delle soluzioni anche finanziarie per far fronte alle esigenze familiari che sono anche di altro tipo. In Veneto sono arrivati quasi 28 milioni per i buoni spesa, molti commercianti si sono già detti disponibili e intanto sta facendo record di like, più di 930 soltanto nel pomeriggio, il post del sindaco su Facebook che annuncia la task force di polizia locale che controllerà i prezzi esposti nei supermercati per evitare ogni forma di speculazione. Prezzi di frutta e verdura lievitati non è assolutamente vero, questo lo dice Renzo Ghedina di Confcommercio Treviso, che risponde ad Enrico Renosto dell'associazione Quartieri Vivi e Attivi che abbiamo ascoltato ieri nel corso della nostra edizione. Guardate.
Molti cittadini avevano segnalato l'aumento dei prezzi per alcuni alimenti, soprattutto frutta e verdura. A sollevare la questione Enrico Renosto dell'associazione Quartiere Vivi e Attivi, immediata la risposta di diretti interessati che respingono le accuse. A parlare Renzo Ghedin, presidente ASCOM Mandamento di Treviso. Qualche prodotto ha subito degli aumenti come le zucchine, ma non per i consumatori, tiene a precisare, oppure le arance rosse perché siamo a fine stagione e c'è stata un'impennata del consumo del 50% e manca il prodotto. Nessuno però ha mai parlato delle fragole che sono sotto costo, degli asparagi che sono sotto costo, di tutte le insalate che sono a terra con i prezzi. Questa cosa la gente la dovrebbe sapere. In questa stagione converrebbe prendere di più asparagi o fragole, le fragole vanno via metà di quelle che dovrebbero andare via. Ghedin poi chiede ai cittadini di segnalare direttamente a loro se vedono prezzi anomali nei prodotti in vendita. Posso rivolgerci a noi come categoria, noi saremo i primi ad indagare, a capire se è una speculazione in atto o se sono problemi di approvvigionamento, eccetera, eccetera. Tutti, dagli alimentari alla frutta e verdura, dai panifici ai macellai, siamo uniti e d'accordo. Siamo tutti consapevoli, siamo tutti ben uniti tra di noi nel tenere i prezzi corretti e fare il possibile per accontentare la gente senza avere nessuna alterazione sui prodotti. Questo è un messaggio che abbiamo dato come gruppo alimentare, che vogliamo dare, che vogliamo far capire alla gente. Noi siamo qui per la gente. E a proposito di questo tema, in campo anche la polizia locale di Treviso, che in Borghese in questi giorni sta girando per gli esercizi commerciali per verificare se effettivamente i prezzi siano stati ritoccati o meno. Non è detto che gli aumenti che vediamo esposti nei negozi non siano giustificati. Gli stessi commercianti ci stanno spiegando che la merce arriva già con un sovrapprezzo. L'importante è che le nostre verifiche appurino che la fattura fatta dall'ingrosso sia giustificata con il prezzo finale. Questo noi facciamo, verifichiamo che il prezzo finale sia compatibile con il prezzo acquistato dal singolo commerciante. Gli agenti rigorosamente in Borghese anche questa mattina sono entrati negli esercizi commerciali, nei piccoli negozi, negli ipermercati, annotando i prezzi soprattutto di pane, frutta e verdura, carne e pesce. Sono state moltissime le segnalazioni che sono arrivate dall'inizio dell'emergenza di un aumento anomalo dei prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità, che in questo periodo stanno andando a ruba. Il timore è che qualcuno in questa emergenza possa averne approfittato e così il comando di Polizia Locale di Treviso ha istituito un nucleo apposito. Per ora, per i primi controlli che abbiamo fatto, non si registrano episodi particolarmente importanti da segnalare, però è un lavoro che va avanti, deve andare avanti per giorni e settimane, quindi per ora, per i primi controlli che abbiamo fatto, non si registrano episodi particolarmente importanti da segnalare, però è un lavoro che va avanti, deve andare avanti per giorni e settimane, quindi se ci sono segnalazioni l'invito per gli utenti è di chiamare la centrale e di segnalare, anche via mail eventualmente. Chi dovesse essere scoperto a ritoccare i prezzi al rialzo potrebbe incorrere in pesanti sanzioni. Il codice del consumo prevede multe da 5.000 a 500.000 euro e anche il codice penale sanziona il rialzo fraudolento dei prezzi, addirittura con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 25.000 euro. E contemporaneamente la polizia sta operando anche su un altro fronte, ovvero nel controllo del territorio per verificare il rispetto delle norme contenute nel nuovo DPCM. E sono già 8, pensate, le persone denunciate dai vigili scoperte fare jogging all'interno del parco dello Storga, nonostante le restrizioni imposte. Purtroppo pare che le persone stiano circolando più del solito. Ieri 150 persone sono state controllate e appunto 8 quelle scoperte e sanzionate dai vigili che si muovono in bicicletta oppure in borghese. La polizia ricorda che nonostante ci siano i primi timidi segnali positivi per uscire dall'emergenza è necessario comunque restare a casa. Pochi secondi di pubblicità e poi torneremo ancora insieme in diretta. In diretta ad Antena 3 oggi l'assessore regionale al turismo Federico Canera ha annunciato che i pazienti dimessi positivi al Covid-19 potrebbero continuare il loro percorso di fatto da deospedalizzati all'interno delle strutture alberghiere del territorio.
Soggetti in convalescenza dopo la fase acuta del coronavirus, ospitati in alberghi dedicati. L'assessorato regionale al turismo sta predisponendo una delibera su sollecitazione dei settori sanità e protezione civile per creare delle strutture di transito per i pazienti in via di guarigione, un'opportunità sollecitata anche dagli albergatori. Di mettere in albergo quelle persone che magari escono da una situazione, diciamo, ospedaliera complicata, come può essere la terapia intensiva o semi-intensiva, e che quindi sono in una fase di guarigione, che possono essere messi all'interno degli alberghi dedicati, quindi con una convenzione che viene fatta con la Regione Veneto per poter mettere queste persone in queste strutture, ovviamente, e questa sarebbe una grande novità che da un lato porta, se mi consente, anche un po' di respiro per gli albergatori. Un sollievo dal punto di vista economico per strutture attualmente vuote e con prenotazioni azzerate dall'emergenza virus, che saranno scelte in base a criteri di dimensione e soprattutto posizione. Gli albergatori effettueranno il servizio di reception, al resto penserà l'ULSS di competenza di ciascun territorio. Daremo priorità, per esempio, a quegli alberghi che hanno una certa dimensione, ovviamente, dovranno essere alberghi vicini entro il raggio d'azione di 20 km dall'ospedale. C'è una serie di caratteristiche che verranno messe in delibera e che favoriranno, diciamo, particolari ubicazioni rispetto ad altre. C'è già una lista di alberghi che sono, diciamo, disponibili e favorevoli. Nel prossimo servizio vi facciamo vedere la consegna delle borse della spesa. Sono le borse del Banco Solidale creato dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che ha stretto un protocollo di collaborazione e mutuo soccorso con la Croce Rossa di Treviso. Guardate. Speriamo veramente di aiutare sia le famiglie che i bambini più piccoli e gli anziani. Oggi provvederemo a caricare tutte queste borse che voi potete vedere benissimo qua in fondo, che sono state caricate con tanto amore in tutti questi giorni da tutti i volontari della Croce Rossa. Le borse della spesa sono arrivate. Altre due? Grazie. Prego. Sacchi di pasta, scatolame, prodotti da forno, surgelati, omogeneizzati, pannolini, c'è tutto. Gli angeli della Croce Rossa hanno iniziato la consegna da questa mattina con i loro mezzi. Si sono divisi la provincia di Treviso per raggiungere le famiglie seguite dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Raggiungono persone che sono ai margini e che l'associazione ha imparato a conoscere e seguire da anni. Una boccata d'ossigeno per loro, ma anche la possibilità di avere un contatto con un servizio sanitario in questo momento così delicato. Il mondo del volontariato sta facendo la differenza oggi in provincia di Treviso, ma penso un po' in tutto il territorio, perché è grazie al volontariato che riusciamo a raggiungere e a soddisfare le istanze e le esigenze che arrivano dalle famiglie che vivono una situazione di povertà, anche famiglie che non avevano provato questa situazione prima. I mezzi sono partiti questa mattina dalla sede del banco presso la provincia di Treviso. Cosa vuol dire per lei questo Banco Solidale? È un motivo d'orgoglio per la provincia di Treviso, è un fiore all'occhiello, definiamolo così, perché conosco Mirella Tuzzato, conosco il temperamento, conosco il temperamento di Mirella e porta avanti una bella azione per tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi con il Banco Alimentare, con la provincia di Treviso a fianco di Rete Veneta e di Mirella Tuzzato, siamo qui. E rimarremo qui e troverete sempre un punto di riferimento con coloro i quali hanno bisogno. Qui insomma una risposta la si dà e Mirella a non mollare mai. Ed ora andiamo con le immagini a Silea, dove gli auguri per i cittadini in quarantena arrivano direttamente dal sindaco. Una idea appunto del primo cittadino per creare in questo momento ancora di più un senso di comunità che sembra perduto. Massimo! Chi è che ha intonato di voi? Vedette, vai Vedette. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Massimo, tanti auguri a te. Auguri Massimo, bravo! Anche lui è un medico e quindi in prima linea.
Gli auguri a Massimo sono arrivati a domicilio, così per tanti cittadini di Silea in questi giorni di dura quarantena. A cantarli letteralmente il sindaco, un modo per essere vicini nonostante le distanze imposte per legge. In questo periodo in cui magari non si può festeggiare con parenti e amici, comunque abbiamo deciso di esserci e cantare tanti auguri, dedicare una canzone a chi in questi giorni fa il compleanno. È un modo semplice, diretto, che è stato anche fonte di grande emozione per i protagonisti. Ma in questi giorni il primo cittadino, sempre armata di megafono, ha recapitato tanti messaggi sia di servizio che di speranza. Dobbiamo seguire le regole e questa è la prima cosa, per rispetto soprattutto a chi in questo momento sta male, affronta momenti davvero difficili, ed è per questo che siamo chiamati tutti alla nostra responsabilità individuale nel seguire le regole. Però questo non vuol dire che non dobbiamo sentirci una comunità unita, una comunità solidale e anche darci un messaggio di speranza, perché solo tutti insieme ne usciamo. E alla fine, tra gli applausi del condominio, è arrivato anche Massimo. Auguri a Massimo. Allora, adesso apriamo la pagina della cronaca perché un dramma oggi si è consumato intorno alle 13:30 al supermercato Panorama all'Estiore a Treviso, dove un 68enne di San Giuseppe, Lorenzo Cattarin, residente in vicolo Paludetti, si è accasciato al suolo colpito da un malore. I dipendenti del supermercato hanno subito cercato di soccorrerlo. Sul posto SUEM 118 polizia locale, ma per l'uomo pensionato non c'è stato nulla da fare. Morto probabilmente per un infarto, lascia la moglie e 2 figli di 26 e 28 anni. E un incendio nel pomeriggio si è sviluppato in via Brigata a Treviso, nel capoluogo, al pronto soccorso. Padre e figlio di 48 e 15 anni non sono in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso, che hanno riportato la situazione alla normalità e stanno indagando sulle cause. E adesso andiamo a vedere le notizie che arrivano dal Bellunese. Con Belluno parliamo di case di riposo. La situazione è sotto controllo sia tra gli ospiti che fra il personale per i casi che sono stati riscontrati di positività al Covid-19. L'ULSS 1 ha attivato una task force multidisciplinare per gestire l'emergenza. Si trovano nelle case di riposo di Puos dal Pago e di Alano di Piave i cluster più significativi di coronavirus registrati in provincia di Belluno. La situazione di emergenza rilevata nelle ultime settimane sembra però essere sotto controllo, dice il direttore generale di ULSS 1 Adriano Rasicaldogno. In entrambi i casi si è avuto un numero significativo di soggetti positivi, di persone positive, vuoi tra gli ospiti e vuoi anche tra il personale votato all'assistenza. In entrambi i casi la situazione è stata, correttamente gestita. Le direzioni delle case di riposo, con il supporto di un gruppo di intervento multidisciplinare composto da personale del Dipartimento di Prevenzione e dei relativi distretti, stanno monitorando costantemente la situazione, che ha interessato anche altre strutture residenziali per anziani, ma con numeri decisamente inferiori. Abbiamo innanzitutto attivato un gruppo di intervento, una task force multidisciplinare composta da 5 professionisti che si è occupata a vario titolo della gestione di queste emergenze. Sentinelle dell'emergenza sono i sindacati dell'USI, i rappresentanti della funzione pubblica della CISL regionale che del piano di sanità pubblica della regione si aspettavano un cambio di passo proprio per le case di riposo. C'è una sola novità ed è la metodica di valutazione del rischio, scrive il sindacato. Troppo poco per un settore che da settimane vive la lotta al contagio in estrema difficoltà e con armi decisamente spuntate. Più in generale, le direzioni generali delle ULSS hanno avuto il via libera per l'attivazione di unità di supporto dei pazienti a domicilio. Stiamo attivando le unità, le cosiddette USCA, che sono delle unità territoriali che andranno a svolgere delle attività di supporto, di presenza sul territorio, per seguire segnatamente a domicilio tutta una serie di persone positive e con sintomi di natura, lieve.
L'emergenza Covid, stavo guardando qui gli aggiornamenti, per ora non c'è nulla per quanto riguarda l'incendio di cui vi abbiamo dato notizia poco fa. L'emergenza Covid ha inciso pesantemente sul mondo scolastico. Adesso andiamo a Ponte delle Alpi, dove il Comune si è messo a disposizione per tutte quelle famiglie che hanno difficoltà nel reperire la tecnologia oppure nell'avere il collegamento internet per riuscire a gestire per i loro figli le lezioni che adesso sono online. Si fa presto a dire che le lezioni si seguono a distanza, perché se è vero e encomiabile lo sforzo messo in campo dalle istituzioni scolastiche per far fronte allo stop della didattica in aula a causa dell'emergenza coronavirus, è altrettanto reale la situazione di molte famiglie in difficoltà che non dispongono di computer o di stampanti per i propri figli. Le segnalazioni in questo senso non sono state ignorate dal Comune di Ponte nelle Alpi. Abbiamo a disposizione 2 giornate di consegna, il martedì e il venerdì. Dovranno inviare una mail a urp@pna.bl.it. Noi stampiamo il materiale e poi facciamo la consegna direttamente a casa. Un servizio utile per le famiglie così come per le insegnanti. Il Comune recupera e stampa le lezioni per i bambini per garantire pari opportunità di accesso a questa didattica che mai prima d'ora si sarebbe potuta immaginare. Grazie all'aiuto e al consiglio di alcune insegnanti ed alcune mamme che si sono trovate in difficoltà nel stampare i compiti per casa, non avendo il computer, la stampante, il toner esaurito, la carta esaurita, ho deciso di portare questa nuova iniziativa in maggioranza in comune e tutti l'hanno accolta con molto piacere. Il servizio viene effettuato a titolo gratuito per tutti gli iscritti dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi residenti nel comune che non hanno la possibilità di fare delle stampe a casa. La consegna del materiale è prevista nelle giornate di martedì e venerdì e nelle stesse giornate sarà recapitato a domicilio da personale volontario. Una notizia che è arrivata davvero da pochissimo riguarda l'Electrolux, perché il centro di ricerca dell'azienda di Susegana riapre, i primi 40 tornano al lavoro, lo ha comunicato la direzione Electrolux nelle parole delle segreterie e della RSU di FIM, FIOM e WILM durante una conference call. È stato ottenuto il nulla osta dalla prefettura all'apertura delle attività collegate ai codici Ateco, sviluppo ricerca presenti all'interno dello stabilimento. Lavoreranno tra ingegneria e operai una quarantina di lavoratori altamente specializzati, impegnati nello sviluppo dei nuovi prodotti sia in relazione all'adeguamento dei nuovi limiti energetici europei sia per lo sviluppo dei nuovi prodotti, appunto come dicevamo. In chiusura vi ricordiamo 2 importanti appuntamenti in programmazione su Antenna 3. Alle 8:30 la Santa Messa di Papa Francesco in diretta da Santa Marta per i tanti fedeli che ci seguono. E poi una novità, la TV dei piccoli, che vi accompagnerà ogni giorno dal lunedì al sabato alle 11 per mezz'ora prima della nostra edizione straordinaria. Un momento dedicato ai bambini con la lettura di favole e storie per tenere compagnia ai piccoli in queste giornate non facili, soprattutto per loro. E continuiamo a parlare di piccoli, di bambini, per farvi vedere le immagini dei loro disegni e i loro messaggi. È tutto per questa edizione di TG Treviso. Io vi ricordo che dopo le previsioni del tempo torneremo insieme con l'ultima parte dell'edizione straordinaria ed è previsto intorno alle 20:20 un nuovo discorso del Presidente del Consiglio. A dopo.
Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, tempo stabile e clima via via più mite. Vediamo insieme la previsione di giovedì 2 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento su tutti i settori, vedete, della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Temperature in lieve ripresa, ma valori minimi ancora sotto zero o di poco sopra, massime invece tra 12 e 14 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole ovunque e precipitazioni assenti, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra i 12 e i 14. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con qualche addensamento, specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.